All'inizio le murrine sono così, piccoli pezzi di vetro colorato. Poi le capacità e la fantasia del maestro vetraio fanno il resto. Siamo a Murano, l'isola del vetro per eccellenza, dove, fra le tante tecniche di lavorazione, c'è anche questa. Una tecnica antica, risale al 1000 a.C., ma è stata dimenticata a lungo e recuperata solo nell'Ottocento. Oggi è adottata da numerose aziende artigiane. Ogni azienda ha delle sue peculiarità, una sua specializzazione e diciamo che molti lo usano anche perché è una delle lavorazioni più tipiche sia nella prima lavorazione sia nella vetrofusione, perché la murrina è un po' uno degli emblemi, uno dei simboli del vetro di Murano. Si fanno oggetti grandi e piccoli con questa tecnica? Si fanno assolutamente oggetti di qualsiasi tipo, si può partire dalla bigiotteria fino ad andare, non so, a dei piattini, a delle cornici, eccetera, eccetera, per arrivare a fare oggetti che poi potremo anche vedere di grandissime dimensioni e di grandissima importanza. Ed ecco appunto come nasce uno di questi oggetti, un pezzo unico, impossibile farne uno uguale. Eppure la contraffazione è un problema, tanto che a Venezia è nato il marchio Vetro Artistico Murano, che garantisce sull'origine del prodotto. Una cinquantina le fornaci che aderiscono, 1 migliaio gli addetti, più altrettanti nel commerciale. La crisi morde anche qui, ma la salvezza è nell'export. Il vetro di Murano va in tutto il mondo. Viene esportato sicuramente negli Stati Uniti, che è il principale paese di sbocco, poi rimane come altri paesi l'Europa, la parte dell'Arabia e soprattutto ci stiamo muovendo in quello che sono i nuovi mercati come l'India e anche la Cina. E per aiutare gli artigiani nell'export, a fine estate il Museo del Vetro di Murano verrà ampliato e rinnovato, con ricerca, laboratori e mostre. Su 11 musei veneziani è il terzo più visitato, segno che il vetro e i suoi segreti hanno ancora tanto da raccontare.